Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Per Moschetta, tecnico dell'Eclisse, è la madre di tutte le battaglie, la partita più importanti. Oggi non si fanno prigionieri. Vincere per chiudere il discorso salvezza e attendere fiduciosi i risultati delle inseguitrici. Il Caorle, con le speranze ridotte al lumicino, ha la sua forse ultima cartuccia per riaprire il discorso salvezza, che se mai dovesse schiudersi, passerà obbligatoriamente attraverso i play-out. Amici sportivi, buon pomeriggio. Siete collegati con lo stadio comunale Raffaele D'Agostin di Pieve di Soligo, dove per la 27esima giornata del campionato regionale di eccellenza 2003-2024 l'Eclisse Carini Pievigina riceve la visita della città di Caorle. Diamo subito lettura delle formazioni prima di addentrarsi nei commenti tecnici. Il città di Caorle si schiera con il numero 1 Bidizzoni Alex, con il 2 Brosin Pietro, con il 3 Peresin Riccardo, con il 4 Livotto Gregorio, con il 5 Gusto Giacomo, con il 6 Bravo Fabio, con il 7 Figuera William, con il 8 Damo Tommaso, con il 9 Lirussi Eric, con il 10 Telesi Niccolò, con l'11 Cadamuro Marco, Mister De Cecco, Andrea porta in panchina Tuis Gianmatteo, Battistutta Thomas, Momente Davide, Pagnoni Cristiano, Pezzuti Alessandro, Vio Marco, Banse Aldo, due defezioni comunque in panchina. L'Eclisse Carini Pievigina stanno per avere inizio le ostilità, sono le 14:28, leggero anticipo. L'Eclisse Carini Pievigina con Della Coletta Matteo al numero 1, numero 2 Cazzaro Matteo, Basso Francesco con il 3, con il 4 De Faveri Francesco, Segat Manuel con il 5, Mognon Filippo 6, Toffoli Simone con il 7, D'Arrigo Gianluca con il numero 8, Janko Jürgen con il numero 9, De Zotti Stefano con il numero 10, Raccagna Federico con il numero 11, a disposizione di mister Omar Moschetta, Magagnin Antonio, Gallina Andrea, Cocciu Cleidi, Damuzzo Cristian, Bressan Matteo, Meneghetti Francesco, Agnoli Matteo. C'è ancora qualche istante da aspettare, anzi no, l'arbitro sta per dare inizio alle ostilità. Sono le 14:28 al mio cronometro, al mio orario, lo faccio partire per la prima giocata della partita. Lo effettua l'Eclisse con il numero 2 Cazzaro, che cede all'indietro per Mognon. Ancora il pallone a Cazzaro qui nel settore di destra.
potrebbe ricevere Toffoli ma cede all'indietro a Segat, da questi all'indietro al portiere Della Colletta con tenuta color arancione, basso sul pallone che dialoga col D'Arrigo, ancora Cazzaro, spinge sulla corsia di destra, mette in movimento Toffoli, si torna all'indietro per D'Arrigo, fa girare il pallone per Basso, siamo quasi al limite, si accentra, parte un cross, ma c'è il fuorigioco segnalato dall'arbitro, anzi dall'assistente numero 1, il signor Nicola Mele della sezione, il signor Alex Piccoli della sezione di Mestre, che ha individuato Jürgen Janko al di là della linea dei difensori, quindi giusto segnalare la posizione di fuorigioco, ma ci dà subito da pensare che l'Eclisse sia completamente sul pezzo e non lasci spazio a nessun tipo di manovra di un Caorle, che occupa l'ultima posizione in classifica con 16 punti. La 27esima giornata ha avuto già il suo inizio con l'anticipo tra Vittorio Falmec e Liventina o Pitergina, finita 2-1 per i padroni di casa del Vittorio, mentre le altre partite in programma, che interessano molto anche l'Eclisse, vede il Calvinoale con il Favaro 1948, il Conegliano. Attenzione, intanto c'è il lancio per Toffoli, entra in area, mette in mezzo la deviazione di Peresin che batte incolpevolmente Vidizzoni e l'Eclisse sbocca il risultato. Fortunosamente il risultato per l'Eclisse con l'autorete di Brozin, di Peresin, che ha deviato quel tanto che è bastata per mettere fuori causa Vidizzoni. Già cambiato il risultato, 1-0 per l'Eclisse alla seconda incursione dell'Eclisse, sbloccato il risultato 1-0, partita che sembra già essere in discesa per l'Eclisse. Ricordiamolo, il lancio per Toffoli, entrato in area, ha messo un rasoterra non troppo forte, sul pallone ha toccato Peresin che ha messo fuori causa il portiere per l'1-0 dell'Eclisse. Mognon che cede all'indietro per Della Colletta, costretto a correre per far sì che il pallone non andasse in calcio d'angolo, poi il rinvio completamente errato, pallone che viene raccolto e messo in movimento verso Capitan Bravo, fa girare il pallone con l'autore della deviazione Peresin, che evidentemente colpito psicologicamente non riesce a controllare, recupera comunque il Caorle in tenuta nera con il numero 4 Livotto, 2 le assenze nel Caorle, rispettivamente Ugliari e Seno, sostituiti rispettivamente da Peresin e Riccardo, che non ha fatto sicuramente intanto l'avanti con il tentativo di tiro del numero 8 Damo, si infrange sui centrali difensivi dell'Eclisse il tentativo di realizzazione, mentre Basso trova De Zotti tra le linee, viene rimontato dai difensori, commette anche fallo per il calcio di punizione decretato dall'arbitro. Cadamuro supera la metà campo, allarga intelligentemente il gioco per Lirussi, che si allunga troppo il pallone per la rimessa in gioco dal fondo da parte di Della Colletta, che naturalmente non accelera i tempi, anche se si gioca solamente il quinto di gioco. 1-0 il risultato, sbloccato al terzo minuto per l'autorete di Peresin, che ha trafitto il proprio portiere, naturalmente involontariamente, però il risultato è mutato e il Caorle, che già vedeva lo spettro della promozione, ora vede qualcosa di più, già la forma
poco importa. Dicevamo della ultima posizione in classifica dell'Eclisse, della città di Caorle, 16 punti, mentre la Godigese guida la classifica con 48 punti, seguito dal Santuina a un punto a 47, Calvinoale 45, Conegliano 1907 44 insieme al Porto Mansuè, United Borgoricco Campetra 40, Liventino Petergina e il Vittorio Falme che hanno già giocato 37 punti, Spinea 36 e Eclisse Carini Pivigina in classifica ora sulla carta 34, ma sono già 3 i punti sinora incamerati, fermo restando questo risultato. Andrebbe a 37 punti raggiungendo il Vittorio Falmec. Comunque Giorgione 33, Lia Piave 32, Unione Cadoneghe 29, ancora un lancio per Tofoli che non aggancia bene, intendeva proseguire l'azione. Ancora Tofoli che allarga per De Zotti che lascia a Cazzaro, ancora De Zotti, maglie molto larghe quelle del difesa del Caorle, D'Arrigo, basso, può optare il cross, il tentativo ribattuto dal numero 7 Figuera in ripiegamento difensivo. Continuiamo la lettura della classifica. Lia Piave 32, Unione Cadoneghe 29, Cavarzano 27, Favaro 21 e Città di Caorle, la saluto come detto, chiude Fanalino di Cosa a 16 punti. Incontri interessanti quelli che si stanno prospettando negli altri campi. Il Conegliano dovrebbe giudicarsi lo scontro con l'Unione Cadoneghe. E il Cavarzano Belluno riceve Godigese. Parliamo di queste due partite che coinvolgono le dirette inseguitrici dell'Eclisse. Attenzione, il pallone che giunge a Ianco in qualche maniera, bellissimo il taglio per Tofoli che mette in mezzo rasoterra, allontana Bravo, capitano del Caorle, il numero 6. Dicevamo di questi due sconti, Cavarzano Belluno Godigese e Calvino Ali e Favero e Conegliano Unione Cadoneghe, che dovrebbero sancire, vista la superiorità dei rispettivi avversari, sancire il distacco ancora più consistente in classifica. Potrebbe essere una giornata favorevole per l'Eclisse, naturalmente il Città di Caorle venderà sicuramente cara la pelle. Ritorniamo in cronaca, 1-0 il risultato, si gioca il 9° minuto di gioco, rimessa in gioco da parte di Vidizioni, incolpevole sul gol messo segnanti autorete di Peresin, Cadamuro, soverchiato e anticipato da Mognon Telesi. Poi viene messo a terra De Zotti, l'arbitro dice che si può continuare, il pallone per Basso che intelligentemente allunga per Raccagna. C'è in mezzo un pallone che giunge a De Faveri che fa carambolare il pallone per il primo calcio d'angolo della partita. Lo batte l'Eclisse con De Zotti che guadagna la lulenta del calcio d'angolo. Scoramento sulla panchina di mister De Cecco Andrea, che si gioca le ultime residue speranze. Attenzione intanto, colpo di testa di Mognon alto, finora non pervenuta in avanti il Città di Caorle. Manovra che si infrange non al limite dell'area ma sicuramente fuori, per l'ottima guida da parte di Mognon in cooperazione con Segat e Cazzaro. A saltare Cazzaro, poi Segat che allunga l'indietro per Della Colletta che non ci arriva per il primo calcio d'angolo a favore della Città di Caorle. 10° minuto della prima frazione. Ripetiamo il risultato per quanti si fossero messi in ascolto pochi istanti fa. 1-0 per l'Eclisse con l'autorete di Peresin. Calcio d'angolo
Attenzione l'arbitro che va a richiamare qualcuno in mezzo all'area, piccola, area di porta, come viene detto in gergo. Chiama lo schema il numero 10 Telesi, mette nel mezzo, attenzione, della Colletta si supera, smanacciando il pallone molto insidioso, tiro arcuato dalla bandierina, tendeva a collocarsi quasi all'incrocio dall'altra parte. Bella l'esecuzione, altrettanto bella la risposta della Colletta che ha smanacciato in calcio d'angolo, che viene battuto in questo momento, pallone nel mezzo, attenzione, salta bene Livotto, numero 4 del Città di Caorle, lo si riconosce per questa folta capigliatura alla David Luiz, ex difensore centrale del Chelsea e di altre squadre del Paris Saint-Germain. De Zotti sul pallone, lo difende con ordine, cede all'indietro per Mognon, che trova qui a destra Toffoli che sta avendo una certa libertà, Peresin che tenta di mettere in movimento Li Russi, troppo lungo il passaggio, a facile controllo della Colletta, va in pressing Telesi per accelerare le operazioni di rimessa in gioco. D'Arrigo, che ha disputato sin qui una stagione splendida, una splendida realtà questa del giovane centrocampista pivigino. Mognon trova ancora D'Arrigo in mezzo al campo, si verticalizza subito con De Zotti, c'è spazio per il lancio sbagliato, interviene Peresin, poi va subito in pressing De Zotti, Ianco che rincorre il pallone, Vidizzoni che lo allontana, va a saltare Cadamuro ma sovrastato da Cazzaro, poi pallone che carambola in fallo laterale. Ci siamo dimenticati che il coordinamento tecnico è affidato al signor Luigi Silvestrel, che mi accompagna in questa diretta e che saluto dopo aver l'anno scorso commentato insieme a lui Treviso Giorgione, che ha sancito la salita in Serie D del Treviso e la salvezza del Giorgione. Giorgione che non sta attraversando un felice momento né da un punto di vista tecnico né tantomeno societario. Basso sul pallone, resiste a una carica, si accentra, cede a De Zotti che allarga per D'Arrigo, non lo ha visto, un po' in ritardo D'Arrigo, poi Mognon che sovrasta un po' tutti, poi commette fallo sullo slancio abbattendo Figuera. 13° minuto di gioco, meglio di così all'Eclisse non poteva andare, sbloccato subito il risultato, si può giocare con non con scioltezza ma con libertà mentale. È il Città di Caorle che deve fare la partita, ma sin qui i risultati non sono stati positivi. Negli ultimi 5 partite il Caorle ha avuto sì 2 vittorie, roboante il 4-1 alla Giorgione, nell'ultima partita ha impattato 0-0 con il Cavarzano, 2 vittorie e 3 sconfitte, mentre l'Eclisse 2 vittorie e 3 pareggi. Ricordiamo l'ultimo in ordine cronologico, lo 0-0 con il recupero della 25esima giornata con la Godigese, partita che comunque ha sancito l'ottimo stato di forma dei ragazzi di Lucchetta e di Moschetta. Uno 0-0 con una grandissima ghiotta occasione capitata sulla capoccia di Toffoli, che ha impattato bene ma che il portiere ha neutralizzato con efficacia. Toffoli che aggancia splendidamente, cede all'indietro per D'Arrigo, in avanti tenta il tiro, si accentra un attimo, poi lascia partire un fendente. Siamo al 15°, solo Eclisse in campo. Noi segnaliamo anche questo sinistro largo abbondante di D'Arrigo dopo splendido aggancio di Toffoli.
è Capitan Bravo, cede a Damo, pallone in avanti, ma l'Eclisse lo recupera subito Basso, che ha avuto un infortunio di una certa rilevanza nella partita col Porto Monsuè. De Zotti con libertà di impostare, Peresin che non si fa sorprendere, supera in questo momento la metacampo, allarga per Cadamuro, si torna all'indietro, aggressivo, sbaglia completamente Damo che mette in movimento De Zotti, che viene affrontato rudemente dal numero 7 Figuera, che lo abbatte sgambettandolo, forse eccessiva l'ammonizione, tant'è, viene ammonito Figuera. Lo registriamo al 22esimo minuto per questo sgambetto a danni di De Zotti, che aveva recuperato il pallone, si era subito proiettato in avanti. Sul pallone Janko, Jürgen e De Zotti, piccolo conciliabolo con l'arbitro. Stranamente Janko fa segno di essere d'accordo, lui che è un sanguigno. Non molta l'affluenza del pubblico, e questo ce ne dispiace, perché l'Eclisse avrebbe bisogno, anche per quello fatto sino ad ora come campionato, di maggior supporto. È un piccolo cruccio. Ci sentiamo di sottolineare. Parte Janko, Vidizzoni attento, controlla e lancia subito in avanti per il numero 9 Lirussi, che combatte come un leone, costringendo alla rimessa, a buttare fuori il pallone a Segat. Roccioso attaccante questo Lirussi, che mi pare essere anche il capocannoniere del Città di Caorle. Il pallone Peresin mette in mezzo, va a saltare ancora Livotto, che ricordiamo sostituisce Seno. Uliari e Seno sono le due pedine che mister De Cecco Andrea non può schierare, mentre nell'Eclisse c'è il ritorno di Mognon Filippo, che ha scontato la squalifica, prende il posto di Gallina, mentre Tofoli ha preso il posto di Sibiglia, ha preso il posto per quanto concerne la distinta, ma non tanto sul terreno di gioco, perché si tratta di De Faveri, quello che ha preso il posto di Sibiglia in mezzo al campo, sempre in cooperazione con Darrigo, mentre Tofoli, che era subentrato a metà della partita con la godige della partita, del tempo da recuperare. Qui ci sono delle proteste da parte del Caorle, mentre viene affrontato e messo a terra da Telesi Darrigo. Giusta l'interpretazione dell'arbitro, così come giusta è stata l'interpretazione sul presunto fallo di Figuera, già stato ammonito. Pallone che era stato recuperato con un tackle da parte di Segat, che aveva recuperato il pallone. Dicevamo dell'incontro finito 0-0, il recupero della 25esima giornata, in cui l'Eclisse, ribadiamolo, ha sicuramente fatto bella figura contro i capo classifica. Lo ha riconosciuto anche mister Conte, che era stato comunque contento del punto guadagnato su un campo difficile per tante squadre. Ricordiamo il Conegliano, che qui ha impattato 1-1. Il rollino dell'Eclisse in casa è positivo. Segat sul pallone, si fa soffiare il pallone e poi mette a terra il numero 10 Telesi. Mi sembra essere il più propositivo
per il Caorle. Calcio di punizione al settore di sinistra, un po' più avanti del calcio d'angolo che prima era stato battuto dallo stesso Telesi con una parabola arcuata. Vedremo se attuerà lo stesso schema o tirerà in porta o crosserà molto bene il tiro ribattuto da De Zotti e calcio d'angolo numero 3. Si gioca il 21esimo tra pochi istanti. Risultato di 1-0. Ancora Telesi dalla lunetta del calcio d'angolo. Dialoga adesso con Lirussi. Metti il pallone nel mezzo. Telesi va a saltare Livotto, che ha impattato già 3 volte con il pallone, con il pendolo di testa, ma che evidentemente deve migliorare la mira. Riesce a procurarsi lo spazio, ma impatta anche con una certa libertà, ma la mira è sicuramente da rivedere. Eglise che sembra aver allentato le maglie in difesa, chiede maggior attenzione Moschetta, che si è alzato, chiama i suoi a salire. Il lancio lungo, va a saltare Cazzaro, spizza di testa e pallone che esce, raccolto da Moschetta, che cede a Telesi. Perenzin, Capitan Damo, trova Lirussi, che ha difficoltà di girarsi, riesce il pallone in qualche modo a giungere a Perenzin, poi pallone in avanti per Lirussi. A buon gioco la difesa dell'Eclisse, che gioca in tranquillità. Di sinistro lancia la palla tra Cazzaro e Toffoli, si perde sul fondo e piano piano il Città di Caorle guadagna metri, non che faccia cose trascendentali. Pallone che giunge a basso, che può mettere in momento con un lancio raccagna, così è. Splendido il passaggio, il pallone nel mezzo, troppo alto per la testa di Janco. Poi Toffoli mette subito in movimento D'Arrigo, cede l'indietro per Cazzaro, pronto il suo cross, pallone che viene svirgolato dai difensori del Città di Caorle. Non ne approfitta Toffoli, lo recupera Vidizioni, che mette in movimento gli avanti, pallone che poi si gioca a centrocampo. Brozin, che si è visto poco fino a questo momento. Gusso, Figuera che si è spostato nel settore di destra, subisce fallo. Damo che avanza palla al piede. Bellissimo il colpo di tacco di Telesi, anzi no, di Cadamuro. Poi pallone che viene svirgolato e poi recuperato da Raccagna, che ha Prateria davanti a sé, rallenta il ritmo, trova tra lo spazio De Faveri, che dialoga con D'Arrigo. Cazzaro di piatto ad aprire per Toffoli, che arriva in ritardo sul pallone, lo recupera in qualche maniera, trova ancora l'appoggio di Cazzaro. De Faveri che viene sovrastato da Figuera. Telesi, Figuera si allarga per Brozin, poi il pallone scaraventato in avanti per Lirussi, che lotta da par suo, non guadagna il calcio d'angolo. C'è semplice rimessa da fondo per l'Eclisse Carene Pivigina, con l'ottima copertura di Segat. Ritmi non troppo altissimi, non ne ha nessuna intenzione e non deve farlo l'Eclisse, che ha già sbloccato il risultato
con la rete messa a segno grazie all'autorete di Peresin su un cross non troppo efficace da parte di Toffoli, ma che comunque ha messo fuori causa Vidizzoni per l'1-0. Supera in questo momento il basso, trova De Zotti che si accende, parte il tiro, bellissima la realizzazione di De Zotti per il 2-0. Splendida azione in velocità dell'Eclisse. Basso ha trovato al limite, quasi al limite, De Zotti che ha controllato di sinistro. Ha controllato di sinistro e ha lasciato partire un sinistro secco alla sinistra di Vidizzoni che non ci è arrivato. Pallone che si è insaccato a mezza altezza e quindi in gol. Raddoppio dell'Eclisse Careni Pievigina al 26esimo con De Zotti. Un giocatore ritrovato che da quando è stato messo in campo da Moschetta ha veramente dato un contributo enorme, gioca in scioltezza adesso l'Eclisse con Darrigo che riesce a farsi beffe di Telesi, poi pallone che carambola su Cazzaro e per la rimessa in gioco da parte del Caorle, De Zotti che appoggia Raccagna. (2-0) al 27esimo. Bravissimo il recupero di Livotto che mette nel mezzo De Faveri. Allontanare la minaccia servendo Raccagna. Va a disturbare De Zotti. Lo recupera il Caorle che fa veramente fatica ad imbastire la manovra. Capitan Damo e lancia a lungo per Gadamuro, poi pallone che si perde in fallo laterale per la rimessa in gioco di Peresin. C'è Telesi, Gadamuro, poi il triangolo con Damo si perde tra le maglie della difesa dell'Eclisse che sino a questo momento ha corso seri pericoli solamente da calci piazzati, a dimostrazione della difficoltà della manovra di Bravo e compagni. D'altronde la classifica sembra rispecchiare un Città di Caorle che ha rivoluzionato la rosa, ma che non ha prodotto risultati efficaci. Non sappiamo degli altri risultati, 2-0 in questo momento permette all'Eclisse di raggiungere la Liventina e il Vittorio Falmec che hanno giocato nell'anticipo di giovedì. 2-1 il risultato per i padroni di casa. Questo Toffoli che lotta con poi Cazzaro che supera come un treno, riesce a... Attenzione, Vidizzoni che cincischia un attimo, ci potrebbe essere il recupero di Ianco, poi pallone scaraventato in fallo laterale, 29esimo, 30 minuti della seconda frazione di gioco, e della prima frazione, scusate, 2-0 il risultato. Segat per Mognon, Darrigo, tocca per De Faveri, da questi all'indietro per Mognon, capitano. De Zotti si fa vedere anche in fase di costruzione. Toffoli molto sempre libero, largo qui a destra. Darrigo per Cazzaro, dialoga intelligentemente con
Scrosciano gli applausi, dialogato intelligentemente con D'Arrigo che ha chiuso il triangolo. D'Arrigo servendo sulla corsa a Cazzaro, pronto il cross. Intervengono i centrali difensivi a scaraventare il pallone in calcio d'angolo per il calcio d'angolo numero 2 dell'Eclisse. De Zotti che tocca per D'Arrigo, gioco di gambe, pallone messo nel mezzo, Janko va a saltare, allontana in qualche maniera ma è sempre Eclisse sul pallone. Basso, gioco di gambe, sta per entrare in area, parte il tiro. Buona la preparazione, esecuzione comunque larga, da rivedere mira e impatto con il pallone. Bel gioco di gambe. Di Basso. 31esimo. Ricordiamo che il collega Mirko Villanova invece sta commentando il big match della 27esima giornata tra Porto Mansuè e Sandola nell'altro canale streaming sport Veneto Globe, unica vera emittente del web che ritrasmette le partite in diretta del campionato di calcio eccellenza veneta, giunto ormai alla sua 27esima giornata. Noi sbirciamo adesso un attimo tra i risultati delle altre partite. Allora, Lia Piave Spinea 1-0, Cavarzano Belluno Godigese 0-1, Calvi Nuale Favaro 0-1, in vantaggio il Favaro col gol di Canai, e il Conegliano che ha sbloccato il risultato con il Cadoneghe per una rete a zero con Buanello su calcio di rigore. Risultati interessanti per l'Eclisse. Vediamo subito come la classifica sarebbe in questo momento, con l'Eclisse Careni Pievigina che occupa l'ottava posizione in classifica con la Liventina o Petergina, mentre il Vittorio Falme, che adesso è stata aggiornata la classifica in virtù della vittoria messo a segno nell'anticipo per 2-1, occupa la settima posizione in classifica con 40 punti. Il pallone intanto lanciato nel settore di Toffoli, che al libero può mettere in movimento Cazzaro, entra in area, parte il tentativo di rasoterra, poi c'è calcio d'angolo. Buona verticalizzazione da parte dell'Eclisse, ancora quindi sul settore di destra dove funziona la catena costituita da Toffoli e Cazzaro. Molto propositivo il primo, efficace anche il secondo. Ricordiamo la classifica, Eclisse che sarebbe a 37 punti adesso, ben 13. Attenzione, D'Arrigo esterno destro appena sopra la traversa, mentre si gioca il 33esimo, scusate. D'Arrigo ci ha provato con un esterno destro, ma è solo Eclisse, raccagna, vola sul settore di sinistra, intelligentemente appoggia indietro a De Favri che fa aggiungere il pallone a Basso. D'Arrigo, De Favri Basso fa girare il pallone da questa parte per Segat che allarga per Cazzaro, si torna all'indietro per Segat. D'Arrigo gioca in scioltezza, vedete molto bene l'Eclisse in virtù anche del 2-0, poi c'è sempre De Zotti in mezzo che mette in movimento, raccagna, rasoterra che trova comunque Vidizioni pronto a chiudere. Telesi allarga il gioco per Livotto, poi Figuera, Livotto forse affrontato rudemente dal controllore, così è, calcio di punizione. Sembra rassegnata il Città di Caorle, la squadra del
la città di Caorle, che non riesce ad impensierire. Ci prova adesso con il lancio verso Telesi, chiude la difesa, va a combattere basso con Livotto, piccolo scontro tra i due, non sembra esserci nulla, così è, rimessa in gioco da parte del città di Caorle, che fa veramente molta fatica. 8 damo, indietro, Gusso che butta il pallone in avanti nella terra dove non c'è nessuno, pallone che viene raccolto da Della Colletta, che aspetta la pressione di Telesi, che avviene in questo momento, allarga per Mognon, si torna ancora da Della Colletta, poi Janko, qui sulla tre quarti, molto partecipativo sia Janko sia De Zotti. C'è la sgroppata di basso, che ancora basso sul pallone che lo aveva perso e lo recupera. D'Arrigo che allarga per Cazzaro, poi Tofoli, Cazzaro, ancora D'Arrigo, De Faveri, pallone che si infrange al limite dell'area, lo recupera il Città di Caorle con questa proiezione offensiva di Cadamuro. Penzin viene anticipato Lirussi, recupera il pallone l'Eclisse, lo fa con Segat, Toffoli, perfeziona il disimpegno D'Arrigo, poi il pallone che giunge dopo lo scambio con Basso a Mognon. 37esimo, 2-0 per l'Eclisse, con i gol messi a segno dopo pochi minuti l'autorete di Perenzin, che ha spianato la strada fino a questo momento alla vittoria dell'Eclisse. Spiace dirlo, ma inconsistente sino a questo momento la prova offerta dai ragazzi di mister De Cecco. Va a lottare Telesi, pallone rimesso in gioco da Perenzin. Figuera potrebbe allargare il gioco, non lo fa, tiene il pallone, poi trova Livotto. Bello lo scambio con Lirussi, ancora Lirussi che allarga per Brozin, mette il pallone nel centro, chiude basso di testa, perfezione il disimpegno Segat trovando Raccagna, che come al solito può partire, no, viene contratto, gli ruba il pallone difensore, poi pallone scraventato in avanti, Segat che perde il pallone per un momento, va giù Telesi, chiude basso, che subisce fallo per la calcio di punizione decretato dall'arbitro, il signor Nicola Mele della sezione di Padova, che sino a questo momento non ha fatto fatica nel tenere in mano l'incontro, anche perché non ci sono stati scontri di nota. Segat, 39esimo, 2-0 per l'Eclisse. Partita che è scesa di tono, ma che da un punto di vista prettamente delle energie psicofisiche è importantissima, sia per l'una che per l'altra parte. Quindi il pallone lanciato da Janko, troppo lungo il pallone, Vidizzoni lo controlla senza patemi, pallone che intendeva servire sulla corsa a De Zotti, troppo lungo, Raccagna va a disturbare, Livotto lascia il pallone per la rimessa in gioco da parte di
del proprio compagno di squadra Brozin. Poi pallone che viene recuperato da Rigo, in qualche maniera il pallone giunge a Raccagna, De Zotti, gioco di gambe pregevole, Basso che intelligentemente supera il proprio controllore, poi trovando chiusa la corsia cede a Segat, D'Arrigo, Segat, Janko riceve, anzi Toffoli, mentre qui si è spostato, va giù D'Arrigo per l'arbitro, dice che si può continuare, Livotto che mette giù il pallone, affrontato in qualche maniera e fallosamente da De Zotti, calcio di punizione, Figara sul pallone, si torna all'indietro per Gusso, poi Bravo, va in pressione Toffoli, in qualche maniera Bravo con l'aiuto di Gusso riesce a far allontanare il pallone, grazie anche all'apporto di Perezin, che ha vissuto momenti di sbandamento, ma che si è, per colpa di quella autorete, ma che forse è stato uno tra i più propositivi. L'arbitro va a ridarguire sia Raccagna che Livotto, non tollera l'arbitro certi scontri. Calma apparente qui a Pieve di Soligo, dove l'Eclisse sta controllando in lungo e in largo sino a questo momento, 42esimo della prima frazione, 2-0 per l'Eclisse. Il lancio di Gusso, pallone che giunge, si lotta, Cadamuro trascina a terra Toffoli per il calcio di punizione che Cazzaro ha già battuto, mettendo in movimento Segat che allarga dall'altra parte a Mognon, capitano di tante battaglie, forse quest'anno una salvezza tranquilla. Segat, sempre D'Arrigo, il primo a ricevere il pallone, ad impostare, ma imposta all'indietro, poi Segat va, Perenzin che devia il pallone, lancio di Segat che intendeva servire Toffoli, pallone rimesso in gioco da Cazzaro, 43 minuti, 2-0 il risultato. Cazzaro ancora, pallone che carambola per la pressione fuori, per la pressione di Telesi, De Zotti, Cazzaro, Toffoli, rimessa in gioco da parte dell'Eclisse. Perezin che ha qualcosa da dire all'assistente, D'Arrigo, Segat trova Cazzaro che d'esterno mette in movimento Toffoli anticipato, poi in qualche maniera Telesi fa giungere il pallone a Figuera che allarga sì il gioco, ma lo fa in maniera errata per la rimessa in gioco da parte di Basso. Raggiunge il pallone in questo momento, 44esimo, un minuto alla fine della prima frazione di gioco, che l'Eclisse sta conducendo per 2-0. Caorle evanescente sino a questo momento, va giù Figuera sulla pressione di Mognon, giusto il calcio di punizione decretato dall'arbitro. Potrebbe esserci un minuto di recupero vista l'ammonizione a Figuera, potrebbe essere così. Capitan Bravo sembra essere incaricato del tiro, c'è un compagno, posizione da mancino puro quella, è Bravo, tenta la botta a rete, attenzione, palo clamoroso del Città di Caorle, mentre in contropiede il numero 4 non controlla bene.
è partito in De Favre in contropiede, mentre il colpo di testa, primo squillo importante, possiamo dire, in chiusura della prima frazione da parte del Città di Caorle, difesa immobile. Saremo poi precisi nel dirvi chi ha colpito il pallone. Bello il calcio di punizione di Capitan Damo, pallone che dopo una deviazione è capitato sull'attaccante del Caorle, che a porta praticamente a pochi centimetri ha fatto stampare il pallone sul palo, mentre il signor Nicola Mele della sezione di Padova chiude la prima parte delle ostilità. Ripetiamo il risultato: Eclisse Carini Pievigina 2, Città di Caorle La Salute 0. La linea allo studio per i comunicati commerciali. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Ben ritrovati con lo stadio comunale Raffaele Di Agostin di Pieve di Soligo, dove sta per avere inizio la seconda frazione della partita tra Eclisse Carini Pievigina e Caorle. Primo tempo che si è chiuso con le reti di 2-0 per l'Eclisse Carini Pievigina, per l'autorete messa a segno al secondo minuto da Peresin e il raddoppio segnato da De Zotti Stefano al 26esimo. Diamo lettura delle altre partite che si stanno giocando in questo momento. Calvino Ale Favaro 1-1, a Belluno Godigese Cavarzano Belluno 2-0, Conegliano 1, Cadoneghe 0, Eclisse Carini Pievigina 2-0 naturalmente, Lia Piave Spinea 1-0, Porto Mansuè e Sandonà 0-0. Il posticipo è Giorgione 1911 United Borgorico Campetra, che si giocherà il 3 aprile alle 19:30. Stando così i risultati, mentre a inizio la seconda frazione, stando così il risultato, l'Eclisse, possiamo dirlo, sarebbe salvo, perché mancano 3 partite alla fine. C'è un distacco sino a questo momento, ripeto, stando così le cose, di 15 punti. 3 sconfitte permetterebbe comunque di avere un divario dalla penultima in classifica di 6 punti, e questo per le disposizioni del comitato regionale farebbe sì che l'Eclisse, anche se dovessero giungere 3 sconfitte, non disputerebbe i play out. Primo minuto di gioco, Eclisse ancora in avanti, ristabiliamo l'ordine delle cose. Al 45esimo del primo tempo, colpo di testa di Figuera a De Favre battuto e pallone che si è stampato sul palo. Nell'unica vera sbavatura della prima frazione dell'Eclisse, che ha controllato in lungo e in largo la partita. Ora Raccagna si accentra, mette nel mezzo, bravo Lontana. Dicevamo dell'Eclisse che ha controllato efficacemente la manovra asfittica da parte del Caorle, che non è riuscita ad impensierire Della Colletta, o meglio ci è riuscita solamente su calcio piazzato da palla inattiva, con la doppio tiro da parte del numero 10 Telesi, giocatore estremamente tecnico. Tanto D'Arrigo vede il movimento di Raccagna, che come sempre fa la fascia di sinistra, giocatore che in questi 2 anni è maturato da un punto di vista tecnico e fisico. Dicevamo che l'Eclisse sta conducendo per 2-0 e lo ha fatto intelligentemente, controllando, ripetiamo, il gioco in lungo e in largo, non lasciando spazio alla manovra, mentre il pacchetto arretrato pievigino si è dimostrato sicuramente efficace. Lirussi e Telesi non sono riusciti a scalfire più di tanto la difesa pievigina, anche se, ricordiamolo, il colpo di testa a portiere battuto da calcio di punizione di Bravo, con la deviazione prima di testa di Toffoli sul pallone, si è buttato Figuera che ha preso il montante. Intanto attenzione, Ianco a tu per tu con Vidizzoni, e chiude i giochi Ianco con un astuto pallonetto, ma grosse colpe vanno attribuite a Gusso, che non è riuscito ad intervenire, ha perso il pallone, viene parzialmente rincuorato da Brozin. E terzo gol dell'Eclisse al terzo minuto di gioco, con uno splendido pallonetto di Ianco che raggiunge quota 13 reti, 2 le realizzazioni su rigore, 3-0 al terzo minuto della ripresa.
e partita ormai che si può definire, a meno che non succeda una qualche congiunzione astrale strana, l'Eclisse può portare a casa tranquillamente. Trionfo dell'Eclisse sino a questo momento. Cowley incapace di imbastire un'azione degna di nota. Ci si attendeva qualcosa di più da parte del Cowley, invece si è sciolta come neve al sole. D'Arrigo va a lottare, lotta con i russi, poi il pallone che giunge della Colletta. Di sinistro mette in movimento Janko, anticipato da Brozin, anzi da Gusso. Basso, ancora per Raccagna, che supera di slancio, sì, mi sento di dire, Brozin, però lo trattiene per la maglia. Giusto decretare il calcio di punizione. Siamo 3-0, quinto minuto di gioco, 40 al termine. Ormai si può andare tranquillamente in scioltezza. L'Eclisse doveva vincere, lo sta facendo con acume tattico. Grande prova da parte dei ragazzi di Moschetta. Cowley più per orgoglio che per riaprire la partita. Vedete come la manovra del Cowley si infranga quando c'è da servire le punte che sono i russi con il numero 9 e Telesi con il numero 10, che sino a questo momento hanno avuto le polveri bagnate, sicuramente propositivi tutti e due, ma hanno fatto poco o nulla. De Zotti lotta, c'è fallo ai suoi danni, chiede lumi Cadamuro, anzi si trattava di Damo. Non c'è neanche più la voglia neanche di protestare da parte di quelli del Cowley. Sesto minuto di gioco, 3-0 per l'Eclisse. Janko travolto da Gusso, giusto fischiare il fallo, ha protetto bene il pallone. Il centrale attaccante dell'Eclisse, che raggiunge quota 13 reti. Una resa quest'anno da parte di Janko efficace rispetto all'anno scorso, dove si sacrificava molto in fase di copertura. Era il primo degli attaccanti che andava a fare pressing, questo lo costringeva da stare lontano dalla porta, e quando ci arrivava spesso poco lucido. Ci prova il Cowley con Figuera che cerca di mettere in movimento Brozin, che non aggancia bene il pallone per la rimessa in gioco da parte di Basso. Va a saltare Janko, recupera De Favri, lo riperde per un attimo sul pallone Livotto, che subisce fallo. Colpo ricevuto da D'Arrigo. Sul pallone Lirussi, mentre è ancora a terra Livotto, che ha avuto 3 buone occasioni di testa per poter impensierire della Colletta. Buono l'impatto, ma mira sicuramente non efficace. Capitan Bravo, l'ultimo ad arrendersi sul pallone, mani sui fianchi, studia il piazzamento dei compagni. Ricordiamo che dalla stessa posizione, però dalla parte opposta, il calcio di testa ha prodotto il palo di Figuera, poi questo calcio di punizione completamente da dimenticare, pallone che esce largo alla destra di Della Colletta, che rimette in gioco il pallone. 3-0 il risultato, 9 minuto di gioco. Clisse in controllo, Mognon, Segat. La salvezza
è a 35 minuti e spiccioli. Livotto si accentra, chiude D'Arrigo, allontana la minaccia Mognon, ma è ancora Caorle. Livotto mette il pallone nel mezzo, mette ordine Figuera, allargando per Cadamuro che mette nel mezzo, tenta la battuta a rete Telesi. Impatto da dimenticare ancora Caorle sul fondo, pallone nel mezzo, attenzione, c'è calcio di rigore. Calcio di rigore della Colletta, ha messo a terra, mi sembra di poter dire, Telesi, e può riaprire la gara. Disattenzione, seconda sbavatura dell'Eclisse, questa volta non produce il palo ma il calcio di rigore, e della trasformazione se ne occupa Lirussi. Rigore per il Caorle. Siamo giunti al 10° in questo momento. Lirussi, parte il tiro, rete. Esecuzione centrale efficace e senza fronzoli da parte di Lirussi. Rigore giustamente accordato per il fallo commesso da Della Colletta, che non ha trattenuto il pallone e ha messo a terra il numero 10 Telesi. La trasformazione è stata affidata a Lirussi, che ha trafitto Della Colletta. Riaperto in qualche maniera l'incontro, anche se qui c'è il fallo di Figuera. D'Arrigo, pallone che è proprio sulla mediana, cede all'indietro per Segat, attua il pressing solo Lirussi. De Zotti di prima, di piatto, a trovare Toffoli, che torna all'indietro per Segat. Si torna indietro a Della Colletta. Rasoterra che in qualche maniera fa pervenire il pallone a Janko. De Favri, che ha ricevuto palla da basso, ancora basso, che sbaglia completamente l'appoggio. Ha recuperato il Caorle, lo fa con Damo che mette in movimento Telesi. Attenzione! Eclisse che sembra aver tirato i remi in barca. Se ne accorge anche Moschetta, che sembra non gradire comunque le espressioni colorite da parte del pubblico. I ragazzi di Moschetta sino a questo momento hanno condotto bene la gara, hanno avuto qualche naturale, fisiologico anche cedimento di concentrazione negli ultimi istanti, che ha prodotto il calcio di rigore poi trasformato da Lirussi. Ma nulla ci sentiamo da dire ai ragazzi di Moschetta. Eclisse che naturalmente, visto il triplo vantaggio, si è un po' ritirata, ma d'altronde il Caorle era obbligato a fare la partita. C'è sì qualche sbandamento, sembra non essere preoccupante. Moschetta comunque predica tranquillità. Non ci sentiamo sicuramente da condannare l'atteggiamento dei ragazzi che hanno sino a questo momento condotto un campionato che le ha portato sì a numerosi pareggi, ma soltanto 6 sconfitte, e solamente Godigese e poche altre hanno fatto altrettanto. Naturalmente l'Eclisse è una squadra giovane, l'età media in campo è di 23 anni, come 23 ha anche il Città di Caorle, che ci prova,
Va a saltare Livotto che mette in movimento, attenzione, grossa occasione, chiedono un calcio di rigore che non c'è, ma se ne accorge anche Moschetta che chiede ai suoi di essere più attenti. Pallone per numero 2 Brozin che non riesce a mettere nel mezzo. Grossa occasione per ridurre ulteriormente il distacco, ridurre lo svantaggio il Caorle. Bellissimo il tiro, credo di Telesi, ma altrettanto pronta la risposta di Della Colletta. Primo vero intervento di un certo tipo da parte di Della Colletta. Perde il pallone malamente D'Arrigo, lo recupera Segat che allarga a Basso, che sgroppa sulla corsia di sinistra, accelera, si accentra, mette in movimento De Zotti, non riesce a far filtrare il pallone, entra a taccia da parte di D'Arrigo su Gusso che urla sguaiatamente che ha sì subito fallo, non dell'intensità da come si capirebbe sentendo l'urlo. Ora proprio Gusso sul pallone, attenzione Cazzaro che chiude, momento di sbandamento, ricordiamolo, dell'Eclisse che deve riordinarsi. C'è da dire che comunque quando l'Eclisse pigia sull'acceleratore sembra poter far male in qualsiasi modo. Toffoli butta il pallone in avanti, Gusso con Bravo, De Faveri perde il pallone, lo recupera Livotto che va giù, messo a terra dallo stesso De Faveri. Caorle è più propositivo nella seconda frazione, bello il gioco di Telesi e si accentra, non c'è niente, si gioca, Toffoli fa carambolare il pallone su Peresin, autore dell'autorete che ha permesso all'Eclisse di sbloccare il risultato. Mognon allarga il gioco per Raccagna, Basso trova D'Arrigo che potrebbe allungare per Raccagna, lo fa, c'è fuori gioco, sì. Giusta la decisione dell'assistente numero 2 Alex Piccoli della sezione di Mestre. Ha atteso un attimo D'Arrigo e questo ha fatto sì che Raccagna venisse colto in fuorigioco. Vidizzoni si carica della battuta, lancio lungo, va a saltare Livotto, recupera sovrastato da Mognon, Raccagna in qualche maniera sbaglia l'appoggio, interviene Damo, cede a Peresin che allarga per Cadamuro, si torna all'indietro, momento in cui il Caorle le prova tutte. Per l'Eclisse è il momento di stringere i denti. Livotto viene affrontato da Basso, mette il pallone in fallo laterale, De Faveri lo butta fuori, rimessa in gioco da parte di Brozin. Figuera, poi il pallone per Brozin che non controlla bene, il pallone che si perde ancora in fallo laterale, momento di pressione da parte del Caorle. Basso, Gusso di testa, c'è Mischia, Ianco che lotta, Raccagna che si trascina il pallone in fallo laterale, Gusso sul pallone trova Bravo, Damo che
si appoggia a Vidizzoni, lancio lungo, va a saltare basso, recupera Figuera e si trascina il pallone in fallo laterale per la rimessa in gioco da parte dell'Eclisse. 19esimo, viene travolto e messo a terra da bravo De Zotti. Giusto il calcio di punizione combinato dall'arbitro Nicola Meli della sezione di Padova. Mognon, De Faveri, Segat, si appoggia a Della Colletta, poi Mognon controlla, trova dall'altra parte un ottimo Cazzaro. Ianco potrebbe lasciare il pallone a Raccagna. Cazzaro, gioco di gambe, verticalizzazione, trova Ianco sul pallone che si accorge all'ultimo del prezioso suggerimento di Cazzaro in proiezione offensiva, non aggancia bene il pallone che esce in fallo di fondo. 20esimo, 3-1 per l'Eclisse. Vidizzoni va a saltare Mognon, cerca di mettere in movimento Raccagna, poi Brozin con l'aiuto di Lirussi recupera il pallone e lo perfeziona Livotto passando all'indietro il pallone. Damo trova Figuera, ancora Livotto, va giù, non c'è niente, recupera Mognon. Raccagna con D'Arrigo che non controlla bene, primo cambio per il Città di Caorle. Al 21esimo della ripresa esce il numero 7 Figuera ed entra il numero 16 Pagnoni Cristiano. Prova opaca del numero 7 del Città di Caorle. Cambio che si perfeziona non proprio velocemente. Recupera la posizione l'assistente numero 1 Alex Piccoli. Si può riprendere, c'è il fischio dell'arbitro. Gusso mette in movimento Telesi, rimontato da De Faveri. Brozin e Caorle, Città di Caorle più propositiva nella seconda frazione rispetto alla prima. Approccio sicuramente da dimenticare, lungo lancio per Ianco, colto in fuorigioco, direi sì, giusta la decisione dell'assistente. Partito leggermente oltre di poco. Garbate le proteste di Moschetta, che non ha aggredito la segnalazione ma che comunque c'è. 22esimo, 30 secondi, 3-1 per l'Eclisse. D'Arrigo, bravo che anticipa Ianco a saltare Toffoli, messo a terra, calcio di punizione per il fallo di Cadamuro. Livotto sembra non gradire, protesta ma gravatamente. Basso, affrontato dal neo entrato Pagnoni che lo mette a terra, calcio di punizione. Della battuta si incarica D'Arrigo. Si torna all'indietro, Mognon. Sembra abbassare i ritmi l'Eclisse per poi ripartire qui, erroraccio da parte di Mognon. Ci sarebbe un fallo grande come una casa di Mognon su Lirussi, non se ne avvede l'arbitro. Raccagna che va a rincorrere il pallone, viene chiuso da Brozin, poi commette fallo.
giusto il calcio di punizione. C'era un fallo di Mognon che non ha guardato il pallone, ha scaraventato a terra, che protesta civilmente i russi. Si è spostato intanto Pagnoni, rilevando Figuera al 21esimo della ripresa, basso di testa. De Zotti lotta come un leone. Livotto, buona la sua prestazione. Peresin trova sulla sinistra il compagno, attenzione, il pallone nel mezzo, passaggio all'indietro, arriva di gran carriera Telesi e accorcia nuovamente le distanze. Momento veramente di appannamento da parte dell'Eclisse. Riduce ancora le distanze al 24esimo della ripresa con il gol di Telesi, che ha trafitto imparabilmente Della Colletta, e in 25 minuti della ripresa il Città di Caorle ha prodotto quanto più dei 45 minuti iniziali. È scemata sicuramente la pressione dell'Eclisse, ne ha approfittato il Città di Caorle, che ha prima ridotto le distanze con il rigore di Lirussi al terzo della ripresa, e 22 minuti dopo Telesi di piatto ha trafitto Della Colletta. Ci crede il Città di Caorle, che subisce tanto ma riesce anche a realizzare. Della Colletta, momenti in cui l'Eclisse deve stringersi. Mognon, Telesi, basso, non ci pensa su due volte, allontana la minaccia. Janko potrebbe servire De Zotti, invece viene affrontato da Brozi e da Livotto. Va giù, sembra avere la peggio Brozin. Livotto sul pallone. L'arbitro, che aveva interrotto il gioco, effettua la rimessa. Gusso che mette in mente bravo. Livotto butta il pallone in avanti. Segat che va a lottare, devia il pallone in fallo laterale. 26esimo, 27 quasi, 18 minuti al termine della partita che sembrava chiusa alla chiusura della prima frazione di gioco, con il palo colpito da Figuera, uscito pochi istanti fa, è rilevato da Pagnoni, che si è messo qui sulla corsia di destra ad arginare Basso e Raccagna. Janko non recupera il pallone. C'è bisogno da parte di maggior pressione da parte di Janko e compagni. Cerca di correre ai ripari Moschetta, facendo inserire, lo vediamo già in posizione di entrata, Vito Del Prete. Vedremo chi rileverà. Se dovessi azzardare, molto probabilmente Toffoli, che ha speso tantissimo. Vediamo un po'. Anzi no, esce Janko. Esce Janko, che come al solito ha dato tutto. 28esimo della ripresa. Esce Janko. Dentro Del Prete. Forze fresche in avanti per l'Eclisse.
L'arbitro facendo che si recupererà. Janko che guadagna l'uscita, non accelerando sicuramente i tempi, viene applaudito dal pubblico, generosa e impreziosita da un gol pregevole la prestazione di Janko, riceve i complimenti anche da Moschetta. 29esimo, Del Prete Vito quindi ha rilevato Janko e attacco affidato quindi a Dezzotti, Toffoli e Janko con i supporti a sinistra da parte di Raccagna, che ora vediamo qui in ripiegamento difensivo. Livotto sul pallone, viene contratto da Dezzotti che gli mette il pallone in fallo laterale. 29esimo, un quarto d'ora al termine più recupero, libero di ricevere il pallone Cadamuro, poi il pallone che esce in fallo di fondo per la rimessa, in fallo laterale per la rimessa di Peresin. D'Arrigo che lotta, scaraventando comunque a terra Telesi, rigenerato nella seconda frazione con un intervento da Tergo di una certa rilevanza. Vediamo un po' se l'arbitro estrarrà il cartellino giallo. Sì, lo ha fatto, giusta la munizione, ha ammonito anche D'Arrigo. Per questo interessante calcio di punizione che verrà battuto da Bravo, capitano di 1000 battaglie, che dalla tre quarti metterà nel mezzo. Si deve fare attenzione lì in difesa. Livotto libero a centro area, salite a tutte le torri, c'è Gusso anche nel mezzo. Bravo mette il pallone in mezzo, allontana De Faveri. Beh, ancora Caorle con il lungo lancio sbagliato completamente da parte di Brozin, che era l'ultimo difensore. C'è una vivace protesta da parte della panchina. Va a ridarguire il tutti l'arbitro, il signor Nicola Mele, invitando tutti alla calma, a un comportamento corretto in panchina. Della Colletta si appoggia a Segat. Toffoli che lascia per Raccagna, Toffoli che recupera il pallone e si spinge in avanti, lo rimonta efficacemente Brozin, concedendo la rimessa in fallo laterale. Toffoli che lascia l'incombenza a Raccagna, capace di una gittata maggiore. Vediamo se così è. Ancora Toffoli che tenta di girarsi, recupera il pallone Vidizzoni senza troppa difficoltà. Eclisse che fatica più del dovuto, chiede maggior concentrazione Moschetta. Lirussi, uno dei pochi a salvarsi nel Città di Caorle, ma Città di Caorle che ha fatto un primo tempo sicuramente insufficiente, una ripresa spumeggiante, molto più propositiva. Doveva fare la partita in virtù del risultato acquisito alla fine della prima frazione. Lo ha fatto disputando una partita sicuramente superiore rispetto alla prima frazione e ha dimezzato lo svantaggio. Ora solo un gol separa il Caorle dal pareggio. Raccagna allontana la minaccia, ma c'è solo Caorle, troppo schiacciato molto probabilmente l'Eclisse. Bravo mette il pallone Livotto, poi il neo entrato Pagnoni trova Mognon, D'Arrigo,
che allarga il gioco trovando Del Prete. Supera di slancio il proprio controllore, mette nel mezzo, non c'è nessuno a raccogliere il pallone. Splendida l'iniziativa da parte di Del Prete. Poi alimenta nuovamente Raccagna che mette nel mezzo De Zotti. Pallone raccolto da Del Prete. Mette ordine D'Arrigo. Non ci riesce il suggerimento, ma sbagliano anche quelli dell'Eclisse, si sbaglia da una parte e dall'altra. Poi Cazzaro allarga all'indietro per Basso, che trova Della Colletta, poi con calma a servire De Faveri, ancora Basso. Pallone che esce in fallo laterale, un altro cambio nelle file del Caorle. Entra il numero 20 Banse, che rileva il numero 3 Peresin. Esce l'autore dell'autorete, entra Banse. Cambio tattico nelle file del Città di Caorle, vediamo che Banse si sposta qui a centrocampo a dare manforte, ad essere linea di centrocampo più attiva. Livotto di testa, ancora Caorle, si lotta per un attimo Basso, poi viene colpito non volontariamente da Cadamuro. Trattasi di, non riusciamo a capire il numero, entrano i sanitari dell'Eclisse, il massaggiatore, sembra avere crampi il giocatore a terra, aiutato da De Zotti. Non riesco a capire il numero, mentre il pallone è nelle mani di Brozin. Era De Faveri che esce adesso, deve rientrare con l'assenso dell'arbitro. Naturalmente ci impiegherà un po' perché il pallone Banse, tanto bravissimo, lotta bravissimo, supera di slancio, ma c'è D'Arrigo che chiude. Raccagna viene affrontato rudemente da Livotto, che in scivolata ha ammonito anche Livotto. Travolge Raccagna. Buono l'impatto di Banse, molto leggiadro nei movimenti. Sul pallone comunque c'è Basso. Siamo al 37esimo della seconda frazione, 8 al termine, risultato ancora aperto. 3-2 per l'Eclisse, che fatica adesso. Toffoli travolto da Bravo, predica calma comunque Moschetta, dice di non affrettare i tempi. Mognon dialoga con Segat, pallone che giunge a De Faveri, si appoggia all'indietro per Mognon che lancia lungo per Raccagna, l'ennesima sgroppata sulla sinistra, c'è un fallo, ha travolto Brozin, giusta la segnalazione dell'arbitro, calcio di punizione. Eclisse che, come il nome, si è un po' clissata dal campo, dove nascano i demeriti dell'Eclisse e i meriti del Città di Caorle sarà l'argomentazione nel post gara. Del Prete butta il pallone in avanti, D'Arrigo che prova ad agganciarlo ma lo fa De Faveri che si appoggia a Cazzaro, il messo in movimento Del Prete, la sterzata, ancora Cazzaro,
mette nel mezzo un pallone senza troppa convinzione e Vidizioni mette in movimento Banse, ma è lesto De Faveri a mettere in movimento Raccagna, pallone troppo lungo, doveva essere servito in altra maniera, ovvero sui piedi, non sulla corsa. Pallone dosato non troppo efficacemente da De Faveri. Gusso pressato da Toffoli, Raccagna, poi Toffoli che recupera il pallone, c'è De Zotti, bravo, riesce comunque a recuperarlo, non si appoggia bene a Cadamuro e allora lo recupera Del Prete, ancora D'Arrigo a farsi vedere, verticalizzazione per Del Prete, pallone troppo lungo. 40esimo, 5 minuti al termine, 3-2 per l'Eclisse. Non salta bene De Faveri, Mognon in qualche maniera svirgola, però allontana la minaccia, trattenuto da Livotto e messo a terra ancora De Faveri, poi accelera i tempi e lo fa forse sbagliando l'Eclisse. Ancora travolto da Rigo, che come sempre lavora un numero infinito di palloni e per infinite volte viene anche travolto dai propri avversari. Capacità di D'Arrigo di entrare nel match sempre efficace. De Zotti allarga il gioco per Basso, potrebbe dialogare con Raccagna, lo fa. Raccagna va sul fondo, effettua il centro rasoterra, bravo, allontana la minaccia, recupera D'Arrigo, pallone che giunge a Toffoli, poi ancora D'Arrigo che parte, fa partire un destro colpito non troppo bene, con il corpo all'indietro, pallone che si alza sopra la traversa. Vidizzoni non corre pericolo e non costruisce sicuramente dal basso, anzi dice a tutti di andare in avanti. Caorle che gioca con 3 punte, si tratta di Lirussi, Telesi e Banse. Momento psicologicamente duro questo per l'Eclisse. Il Caorle ci sta provando in tutte le maniere. De Faveri non fa arrivare il pallone, attenzione, scontro duro in mezzo al campo, ci sarebbe mezzo fallo, l'arbitro dice che si può continuare. È finito a terra Brozin con scontro in scivolata con l'avversario. Brozin si è rialzato prontamente, mentre a terra, e per lo stesso motivo di prima che aveva colpito De Faveri, mentre fa scaldare Damuzzo Muschetta, lo farà entrare evidentemente per dare potenza al centrocampo pivigino che sta soffrendo particolarmente. La manovra del Caorle, 42 minuti e 30 secondi, 2,5 alla fine della frazione di gioco. A terra ancora De Faveri, che credo rimarrà ai box, anzi no, sembra poter rientrare in campo. Basso che anticipa Banse. Gusso, bravo. Larga il gioco a Fagioni. Poi Segatta anticipa tutti. De Faveri. Il lungo lancio per Del Prete. Sta per entrare in area. Mette nel mezzo, pallone che si alza. Poi ancora, attenzione. Ancora possibilità per Del Prete di recuperare il pallone. Vidizzoni comunque ha fatto buona guardia. Livotto. D'Arrigo che va a lottare.
Gusso che cede l'indietro, anzi è Gusso adesso. Bravo, butta il pallone in avanti, De Favri che va in qualche maniera a saltare ma lo recupera il Caorle, lo fa con Cadamuro. Poi salta a vuoto Lirussi, pallone che viene messo in fallo laterale e sta per entrare ad 1 minuto dalla fine. Esce proprio De Favri che ha speso tutto, esce, non vediamo dove, adesso sta guadagnando la linea di fallo laterale, entra Damuzzo, forze fresche in mezzo al campo per questi ultimi minuti. Cenno di intesa con Moschetta di De Favri. Damuzzo si piazza in mezzo al campo, fare da frangiflutti davanti alla difesa, mentre sono 6 minuti di recupero. Toffoli viene trattenuto in malo modo, calcio di punizione. D'Arrigo ancora, Toffoli anticipato, riesce in qualche maniera l'Eclisse a recuperare il pallone in fallo laterale con Cazzaro, che si è visto poco nella seconda frazione. 45esimo, 6 minuti di recupero. Toffoli va all'altezza della bandierina, si lotta, mette ordine, bravo, poi pallone scaraventato in avanti, Lirussi che non riesce a trattenere il pallone che si perde in fallo laterale. Toffoli, corsia di destra, altezza della bandierina, lotta, perde il pallone, Del Prete lo recupera, viene agganciato da Bravo per il calcio di punizione nel settore di destra, quasi un calcio d'angolo. 46 minuti e 25 secondi, 26 adesso. 3-2 il risultato, brividi qui a Pieve di Soligo. Dopo un primo tempo condotto in lungo e in largo, c'è stata la reazione del Caorle, che persa per persa ha dato tutto e ha dimezzato lo svantaggio. Ancora Toffoli tenta di far carambolare il pallone ma non ci riesce. Vidizzoni che accelera i tempi, pallone scaraventato in avanti, Damuzzo che non colpisce bene, comunque il pallone Del Prete poi messo giù da D'Arrigo che metteva in movimento basso, ma è inutile partire, è giusto che deve fischiare l'arbitro. Ammonito Capitan Bravo. De Zotti sul pallone, c'è un capannello, sembra essere De Zotti incaricato della battuta. C'è Toffoli, c'è Largo Del Prete, proverà molto probabilmente o De Zotti o Toffoli. Parte Toffoli, tiro contratto dalla barriera, poi Banse sul pallone, riesce ad interrompere la trama offensiva Raccagna. Brozin sul pallone, Livotto, ancora Brozin, buttato il pallone in avanti, fa buona guardia Capitan Mugnon, pallone che comunque giunge a Bravo che lo scaraventa in avanti. Ormai sono saltati tutti gli schemi, pallone buttato da una parte e dall'altra. 48 minuti di gioco della seconda frazione. Damuzzo a saltare,
Va a saltare D'Arrigo che nonostante l'altezza inferiore a Livotto riesce a colpire il pallone scaraventato in avanti da Bravo che allarga per Vidizzoni, che si è allargato anticipatamente, lungo lancio in avanti, spedito il pallone, Cazzaro di testa fa buona guardia, impatto con il pallone di Damo assolutamente da dimenticare, pallone che di piatto esce in fallo laterale. 49 minuti di gioco, 3-2 per l'Eclisse. Moschetta telecomanda i propri giocatori ad occupare le zone di competenza. Segat, pallone che esce. 1 minuto alla fine, risultato di 3-2 per l'Eclisse. C'è scoramento nelle file del Caorle che comunque sia va dato atto che ha provato in tutti i modi, riuscendovi in parte ad aprire la gara. Bravo che protegge l'uscita del pallone per la rimessa in gioco di Vidizzoni. 49 minuti. Vidizzoni che scivola. Damuzzo che lascia sfilare il pallone, lo fa per Basso, trova intelligentemente Del Prete sulla corsia di destra, Del Prete che non accelera giustamente, tocca all'indietro per D'Arrigo che allarga subito il gioco per Raccagna che con un guizzo riesce a controllare il pallone, lo protegge efficacemente dalla pressione dei difensori dell'Eclisse, lotta come un leone, Banse sul pallone, poi esce col pallone a Livotto che mette in movimento numero 10 Telesi, anticipato, e proprio in questo momento l'Eclisse, l'arbitro, il signor Nicola Mele, sancisce la fine delle ostilità. Eclisse che batte il Caorle con qualche sofferenza, l'aveva detto comunque Moschetta che sarebbe stata una partita difficile, l'ha interpretata nella prima frazione efficacemente conducendo per 3-0, si è un po' abbassata nella ripresa, vedete come Moschetta faccia i complimenti a tutti per la, possiamo dire, salvezza raggiunta, sembrerebbe essere così. Noi controlliamo adesso i risultati, guadagna comunque mestamente gli spogliatoi. Se vedete come i giocatori siano tutti in mezzo al campo ad abbracciarsi uno con l'altro, immagini di festa. L'Eclisse sembra aver raggiunto il proprio obiettivo. Vediamo un po' di risultati. Calvino Ale batte sta vincendo per 3-1 con il Favaro. Cavarzano Godigese 1-2, Conegliano Cadoneghe 1-0. Eclisse Città di Caorle 3-2, Liventina Lia Piave Spinea 2-0. Porto Mansuè 0, San Donà 3. Sembra che ci sia ormai la salvezza acquisita. Da Pieve di Soligo è tutto, ribadiamo il risultato: Eclisse Careni Pivigina 3, Caorle La Salute 2. Ad arrivederci ai prossimi eventi sportivi targati Streaming Sport. La linea allo studio. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.